Buongiorno dal plesso di Viale Nitta dell'Istituto Omnicomprensivo Pestalozzi. Questo è il secondo di 3 giorni di uno stage internazionale, il primo passo appunto verso l'internazionalizzazione, come avevo promesso ai miei alunni e ai docenti. Abbiamo ospite dal Lussemburgo lo chef Alessio Zappalà e la sua event manager, la signora Rizzo. Sono qui ospiti per 3 giorni e abbiamo colto l'occasione per trasformare questo stage nella preparazione di un evento che si terrà in data 25 febbraio a Catania. Ma di che evento si tratta? Lo scopriremo più avanti. Per adesso vi faccio conoscere lo chef Alessio che insieme ai docenti di cucina, di sale di ricevimento e ai nostri alunni del triennio dell'enogastronomico sono impegnati nella realizzazione del banchetto. Voglio ringraziare la dirigente professoressa Elena Di Biasi per avermi invitato qui alla Pestalozzi, che insieme ai docenti abbiamo preparato questi ragazzi a questo grande evento che sarà questa sera, la prima della Carmen, al Teatro Bellini, dove in questi giorni li abbiamo preparati per fare questo buffet, che è stato veramente un grande onore per me essere qua insieme a loro, che abbiamo potuto veramente condividere tanti bei momenti. E questo qua, Lettera in un boccone, è uno dei finger food che presenteremo questa sera di mia creazione, dove ho voluto far condividere questa mia esperienza insieme a questi ragazzi e che sono veramente onorato di aver condiviso con loro questo momento.